benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, durissimo colpo a Cosa Nostra, 23 arresti, disarticolata la cosca Santa Paolo Ercolano, preso anche il nuovo reggente, sequestrate numerose armi. Giallo a Fondachello, nel catanese, in un residence ritrovata impiccata una donna, la magistratura ha disposto l'autopsia. Sciacca, 6 indagati per il crack del complesso turistico Torre Macauda, confiscati beni per 30 milioni. Mentre a Catania è di nuovo alle prese con la cenere dell'Etna, da Messina ad Agrigento è sempre più pesante l'emergenza idrica. Rifiuti, rischio di infiltrazioni della criminalità nel trasporto, costi di smaltimento troppo elevati, discariche da superare, non fa sconti la Commissione parlamentare d'inchiesta. Sempre in Sicilia gli incendi dolosi superano il 78%, la denuncia di Fenice Verde. Con Mare Vivo scopriamo l'isola Ferdinandea, il vulcano sommerso tra Sciacca e Pantelleria, scomparso nell'800 dopo un'eruzione. A Messina clima teso intorno alla squadra di calcio, ieri la protesta dei tifosi in piazza contro la proprietà, invitata a cedere il club. Calciomercato, anche Blin e Pierozzi con il Palermo in ritiro a Manchester. A Catania, al via da oggi la campagna abbonamenti. Bentrovati, durissimo colpo al clan Santa Paola Ercolano, le due famiglie mafiose che insieme costituiscono Cosa Nostra in città. Arrestato il nuovo reggente e i suoi luogotenenti. Dal carcere il boss ergastolano continuava a impartire ordini e a indicare i nuovi capi. Adelaide Barbagallo. Scoperto il nuovo reggente di Cosa Nostra a Catania, governava gli affari del clan Santa Paola ed Ercolano, e Francesco Russo, imprenditore edile. Si occupa di strutture ricettive, rivendita di cialde di caffè, con interessi anche all'estero. È stato arrestato assieme ai suoi luogotenenti Salvatore Mirabella e Cristian Paternò. A scoprirlo la squadra mobile di Catania, dopo una lunga serie di indagini coordinate dalla DDA della Procura Etnea, che ha visto impegnato anche il servizio centrale operativo. A decidere vertici e nuovi assetti il boss ergastolano Mario Ercolano, che dal carcere ha continuato ad impartire direttive. L'imponente operazione antimafia è culminata in 25 misure cautelari, 18 in carcere, 5 ai domiciliari e con l'obbligo di dimora per altri 2. Associazioni tipo mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi, usura, queste le accuse. Si è toccato, come dire, il cuore dell'organizzazione mafiosa Santa Paolo Ercolano e quindi il risultato è assolutamente di grande importanza. Monitorate le attività criminali del gruppo della stazione, del gruppo di Cibali, degli Ercolano e quella dei Santa Paola, una mafia violenta i cui nuovi vertici erano sempre più pronti all'uso delle armi. Ricorrevano e avevano la violenza anche armata come strumento di riaffermazione del potere mafioso della famiglia Santa Paola Ercolano sul territorio. Durante le indagini sono stati monitorati numerosi incontri tra gli appartenenti alla cosca. Il nome di Francesco Russo non doveva mai essere pronunciato. L'operazione ha avuto la denominazione di operazione ombra semplicemente perché la figura apicale sostanzialmente è rimasta in forma riservata. Sequestrate numerose armi. È un giallo il ritrovamento di una donna impiccata in una casa di villeggiatura a Fondachello, nel catanese. Sarà l'autopsia a dare le prime risposte. Emanuela Corsi. È un giallo la morte di una donna di 30 anni trovata impiccata ieri mattina nel bagno di una casa di villeggiatura preso in affitto con il marito e i 2 figli. Siamo a Fondachello, frazione marinara di Mascali. La coppia, residente a Catania, aveva preso in affitto questo appartamento all'interno di un residence sul lungomare per trascorrere 10 giorni di vacanza. Era stato il compagno a chiamare la proprietaria dell'immobile una settimana prima per chiedere la disponibilità della casa. Quando è che avrebbero dovuto lasciarla? Venerdì. Ma era la prima volta che venivano in questo appartamento? Oppure... Sì. Quindi lei non li conosceva? Completamente.
Qui a Fondachello nessuno conosce questa coppia e i pochi vicini non vogliono parlare. Secondo una prima ricostruzione, la sera precedente alla morte, la donna avrebbe avuto una lite con il compagno che poi si è allontanato dall'abitazione lasciandola sola. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Non è ancora chiaro chi abbia dato l'allarme e con chi erano i bambini. Io ho visto urla di persone che piangevano perché hanno visto questa cosa che è capitata praticamente. Erano 2 uomini. Sì, di mattina sì. Più o meno che ora era? Messo mezzogiorno, quando me ne sono accorto io. Quindi qualcuno, in questo caso il marito, ha trovato la moglie e è sceso giù. Presumibilmente non so se sia il marito perché erano un uomo più grande e un ragazzo. Sul corpo della donna sarebbero presenti vari ecchimosi incompatibili con la presunta impiccagione. La procura etnea ha disposto l'autopsia sul corpo della trentenne che chiarirà le cause della morte. Il compagno della donna, che l'ha vista per ultimo, è stato sentito per diverse ore dai carabinieri in caserma come persona informata sui fatti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. A Nicosia una dottoressa dell'INPS è stata aggredita durante una visita fiscale a casa di un dipendente pubblico assente dal lavoro. La CGIL denuncia questa ennesima manifestazione di violenza verbale e fisica nei confronti del personale medico e sanitario. Un vorticoso giro di denaro dietro il crack del complesso turistico Torre Macauda a Sciacca, per accaparrarsi milioni di euro e sottrarli al fallimento. 6 indagati, beni sequestrati per 30 milioni. Manlio Viola. Uno schema illegale ben organizzato dietro il crack milionario di Torre Macauda, noto complesso turistico alberghiero dell'Agrigentino, passato di mano 3 volte negli ultimi anni e in un caso rilevato anche attraverso un'asta giudiziaria. Lo hanno scoperto i finanzieri del Gico di Palermo e quelli di Sciacca, che hanno sequestrato l'intera struttura ed altri beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro e notificato 5 ordinanze interdittive ed altrettante persone accusate di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e tentata truffa aggravata per l'ottenimento di fondi pubblici. Dietro al crack non ci sarebbe soltanto la distrazione dei fondi, ma anche la corruzione di un ufficiale pubblico e l'uso di finanziamenti per il turismo. Le indagini avrebbero accertato operazioni finanziarie finalizzate al riciclaggio con la complicità di una grande banca nazionale che avrebbe acquisito per soli 4 milioni un credito di 28, poi avrebbe attestato falsamente il pagamento da parte degli imprenditori delle somme per partecipare a un'asta che avrebbe consentito di riacquistare per 8 milioni la struttura che ne valeva quasi 30. Infine, svelato un tentativo di truffa ai danni dello Stato finalizzato a ottenere un finanziamento pubblico destinato allo sviluppo delle attività ricettive per 1.800.000 euro e un episodio di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale che in cambio dell'assunzione del figlio avrebbe favorito un imprenditore nei lavori di rifacimento e messa in sicurezza di un costone roccioso franato che si trova proprio a ridosso del complesso turistico alberghiero. A Catania continua lo spazzamento e la raccolta della cenere. Gema e Comune chiedono la collaborazione dei cittadini, in particolare di non parcheggiare nelle zone oggetto di intervento, ma c'è sempre da fare i conti con l'Etna che ieri è tornato in eruzione. Orazio Longo. È un po' come la tela di Penelope che di giorno cuciva e la sera disfaceva. Qui al contrario la notte si raccoglie e il giorno ritorna a piovere. Cenere. Di questo stiamo parlando, della cenere dell'Etna che è tornata a cadere copiosa ieri su Catania. E questo cambia tutto, i tempi, le previsioni. L'idea iniziale, dicono dal comune, era di concludere entro la prima decade di agosto lo spazzamento delle strade, ma questo al netto di ulteriori eruzioni. E al netto che ci sia la collaborazione di tutti, la chiede il sindaco, la chiede la Gema impegnata nelle operazioni di spazzamento. La collaborazione che stiamo registrando è davvero molto bassa e quindi una delle difficoltà principali è quella della quantità di autovetture da rimuovere in quelle strade interessate dai divieti di sosta. D'altro canto c'è chi lamenta di avere fatto tutto secondo istruzioni, sgombrato strade e parcheggiato altrove, ma di non avere visto le macchine spazzatrici. Possibile che sia capitato soprattutto nei giorni scorsi nella fase iniziale, però il servizio è stato ridimensionato e naturalmente l'attività è molto complessa, le spazzatrici con queste quantità di cenere si riempiono velocemente, è difficile stimare le ore necessarie per
ripulire completamente marciapiedi e sede stradale. 1700 le tonnellate di cenere raccolte per ora su circa 4000, tanta ancora ne rimane come si vede dalle immagini, qui siamo alla circonvallazione. Il sindaco trentino ha disposto per 48 ore in tutte le strade il divieto di circolazione di mezzi a due ruote, ma evidentemente non tutti l'hanno recepito, monopattini e velocità massima a 30 km/h. Nella notte tra mercoledì e giovedì previsto lo spazzamento nel quartiere di Picanello. Un turno eccezionale, spiegano, dovrà invece essere organizzato per la zona industriale colpita massicciamente dall'ultima pioggia nera. Sempre più critica l'emergenza idrica da Agrigento, adesso anche a Messina. Francesco Triolo. L'emergenza idrica in Sicilia diventa sempre più pesante in tutte le province. La riunione di ieri in prefettura a Messina, con la partecipazione della cabina di regia regionale per l'emergenza, ha tracciato il percorso per cercare di reperire più acqua d'uso idropotabile a danno di quella da destinare alle irrigazioni. Il sopralluogo al Bufardo della scorsa settimana infatti ha evidenziato che è possibile ottenere più acqua anche per i comuni di Mascali, Fiumefreddo e Calatabbiano, con indennizzi per gli agricoltori che però sono già sul piede di guerra. È emersa la necessità di effettuare un secondo tavolo tecnico nel quale i dipartimenti regionali valuteranno in base al tipo di coltura e alla quota di soccorso irriguo necessaria quale può essere la quantità che la città di Messina, la città di Mascali, di Calatabbiano e di Fiumefreddo possono avere in più. Quindi io ritengo che riusciremo in tempi brevi, già dalla settimana prossima, ad avere un maggior apporto che oggi non so quantificare perché non è il mio compito. Avviato un piano straordinario di rifornimento con le autobotti, saranno 10 in servizio H24 con il potenziamento anche del personale. Si cerca inoltre di intervenire per ridurre le perdite sulla condotta come quella a Santa Margherita. Situazione decisamente più complicata ad Agrigento, dove l'acqua manca da 15 giorni, chiesto l'invio di una nave cisterna della Marina Militare. Il comitato Vogliamo l'acqua e il cartello sociale di Agrigento nelle ultime ore hanno inviato una lettera appello sottoscritta da 1400 agrigentini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Signor Presidente, ad Agrigento l'acqua viene ormai distribuita con turni di 23, 24, 25 giorni, con erogazioni di 1 o 2 ore, assolutamente insufficienti per i nostri fabbisogni. Il sindaco Franco Miccica invece con un'ordinanza ha vietato il prelievo e il consumo di acqua potabile per il lavaggio di marciapiedi e piazzali, auto e per innaffiare orti e giardini, oltre che per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. Rifiuti, rischio di infiltrazione della criminalità nel loro trasporto, costi di smaltimento troppo elevati e una dipendenza dalle discariche che deve essere superata. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti denuncia appunto un sistema di gestione arretrato. Maglio Viola. La Sicilia resta forse l'ultima regione d'Italia in una condizione di arretratezza nella gestione del sistema dei rifiuti. Nell'isola non si può fare a meno delle discariche, mentre altrove ormai si dismettono ovunque. Qui si continua a parlare di autorizzazione per la 7ª vasca di Bellolampo, di recupero della calatta ambiente dopo l'incendio, della situazione di Mazzarrà Sant'Andrea, ma il futuro non può essere nelle discariche. È quanto emerge dalla visita ispettiva della Commissione parlamentare Ecomafie, che in Sicilia ha visitato più di una discarica, ha ascoltato in audizione i soggetti che gestiscono il sistema dei rifiuti e ha persino deciso di secretare alcune parti delle audizioni, annunciando che collaborerà con le procure su quanto acquisito. Quello su cui verificheremo, su cui ho una particolare attenzione, sono i costi del sistema dei rifiuti, nel senso che una tonnellata, se in determinate regioni d'Italia può costare 70, 80, 90 euro a tonnellata lo smaltimento, in determinate realtà come questa può arrivare a 180, 280, 300, se va all'estero addirittura anche 400. Faremo un focus, una relazione, ecco, questo noi siamo preposti, poi dopo saranno le procure che faranno il loro ruolo. Dunque costi anche tripli per lo smaltimento dei rifiuti, possibilità di infiltrazione della criminalità nel settore dei trasporti e dipendenza dalle discariche sono i grandi problemi siciliani, a fronte dei quali bisogna cambiare rotta con la differenziata e con altri sistemi di smaltimento alternativi alle discariche che vanno chiuse, ma nel frattempo vanno gestite in maniera migliore. Ma la Sicilia continua a essere anche terra rossa, terra di incendi. Lo conferma il rapporto di Fenice Verde, un'associazione ambientalista, secondo la quale gli incendi dolosi ormai superano il 78%. Marco Gullà.
Era il 24 luglio dell'anno scorso e in Sicilia, in particolare nella zona occidentale, si susseguivano diversi roghi, tutti dolosi. 1 o 2 giorni di inferno con danni e vittime. A distanza di 1 anno, poco è cambiato. La nostra isola continua ad essere terra di incendi, come testimonia anche un report dell'associazione ambientalista Fenice Verde, che si basa sui dati del sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi. Ebbene, la Sicilia è colpita drammaticamente più di altre regioni d'Italia. Incendi che, secondo l'associazione, per il 78% hanno sempre origine dolosa. Un altro dato decisamente significativo è che a mezzanotte ci sono più incendi che nel pomeriggio. Il tutto perché di notte l'intervento scatta a rilento e i roghi possono propagarsi incontrollati fino all'alba. Un'isola sempre meno verde e che addirittura brucia più di tutto il sud della Spagna. Il confronto con le altre regioni è davvero impietoso. Dati scoraggianti, preoccupanti, il tutto ad 1 anno da quei tragici giorni in cui la Sicilia fu incendiata in diverse parti, soprattutto nel Palermitano, con le colline che bruciavano e 3 morti a causa delle fiamme. 2 uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Rosolini con l'accusa di incendio e danneggiamento di autovetture. A incastrarli anche questo filmato in cui si vede uno dei 2, vedete, che mette una tanica di benzina dentro quella macchina e poi gli dà fuoco. Tra dicembre e gennaio scorsi diverse autovetture sono state incendiate, mettendo a rischio e in pericolo anche i residenti delle vicine abitazioni. Con Mare Vivo Sicilia adesso andiamo alla scoperta dell'isola Ferdinandea, il piccolo vulcano sommerso tra Sciacca e Pantelleria. Davide Sardo. Eccola sul fondo del mare, l'isola Ferdinandea, un isolotto di origine vulcanica apparso per pochi mesi a largo di Sciacca e poi scomparso tra i flutti, tra la delusione di tanti, anche degli imperi che se la contendevano. Da quel lontano 1831, l'isola dei misteri e dai tanti nomi, oggi giace a circa 6 metri di profondità nel canale di Sicilia, formando il Banco Grave. Mare Vivo Sicilia è andato alla sua scoperta, filmando con un team di esperti i coralli e le sue creature marine che la abitano. L'obiettivo è documentare e diffondere la conoscenza di questo tesoro sommerso, il suo valore ambientale ricco di storia e biodiversità. Grazie a questa immersione, con queste riprese più che altro, ci consentirà di far visionare, far fare un'immersione subacquea virtuale soprattutto alle scolaresche, per parlare dell'isola Ferdinandea, del mare che c'è di fronte al nostro territorio. E ancora oggi vi è chi attende che spunti di nuovo dal mare. Oggi e fino a domenica a Zafferana Etnea, 20ª edizione dell'Alcantara Fest, festival di folk e world music nel segno della interculturalità. Orazio Longo. Creare un legame tra la Sicilia e le tradizioni popolari del mondo partendo dal presupposto che la nostra isola è da sempre un melting pot, un'amalgama di stili, influenze e culture. È la mission dell'Alcantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall'associazione Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. Festival giunto alla 20ª edizione in svolgimento in questi giorni a Pisano, frazione di Zafferana Etnea in provincia di Catania. Diamo spazio alla musica, ai laboratori, ai workshop, un'esperienza immersiva che coinvolge un pubblico stanziale di musicisti, di addetti ai lavori, di appassionati. Fino a domenica il sito sarà come un villaggio multiculturale alla presenza di artisti e pubblico proveniente da tante parti del mondo. All'evento speciale di anteprima un concerto tra Pizzica e Taranta. La 20ª edizione di Alcantara Fest è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione.
Bene, noi facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la contestazione dei tifosi del Messina e le trattative di mercato. Vi aspettiamo. Insieme a Messina, clima teso intorno alla squadra di calcio. Ieri la protesta dei tifosi in piazza contro la proprietà invitata a cedere il club. Francesco Triolo. Il coro è eloquente. A Messina la situazione è sempre più tesa nei rapporti tra tifoseria e proprietà dell'ACR. Ieri pomeriggio in piazza Unione Europea, proprio di fronte al municipio, erano centinaia i tifosi che hanno inscenato una manifestazione di protesta contro il presidente sciolto e l'attuale proprietà. Una protesta che covava da tempo e che, con la fase di stallo degli ultimi mesi, tra trattative annunciate ma mai concluse, ritardi nella costruzione della struttura societaria e della squadra che solo ieri ha iniziato il ritiro a Zafferana con tanti giovani e giocatori in prova, è esplosa con tutto il suo fragore. In piazza tutti i club organizzati della Curva Sud che hanno chiesto anche un incontro con l'amministrazione comunale e il sindaco Basile, che ha ricevuto una delegazione di tifosi, assicurando loro che convocherà presto la proprietà per un incontro sul futuro della squadra. Ma ormai il rapporto, vissuto negli anni sempre sul filo del rasoio, sembra essersi spezzato definitivamente. La proprietà sempre ieri aveva divulgato l'ennesimo comunicato stampa per smentire la notizia trapelata di un'interruzione della trattativa con il fondo americano interessato all'acquisto, ma è stato un boomerang perché i tifosi ormai hanno espresso la loro opinione. Siciliana è al lavoro in campo e sul mercato, Palermo in ritiro a Manchester con Blin e Pierozzi. A Catania oggi al via la campagna abbonamenti. Marco Gullà. Ritiro fase 2, il Palermo è a Manchester dove affinerà la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali in programma ad agosto. In queste immagini vediamo i primi allenamenti del rosanero nel centro sportivo del Manchester City, una casa del calcio all'avanguardia. Mercato, Blin e Pierozzi sono rosanero, ma il DS De Santis lavora anche su altri tasselli per dare un volto nuovo anche al centrocampo. Cessioni, Damiani al Pescara e Fella alla Cavese, Bro, Devetac sono rimasti a Palermo e bisognerà trovargli presto una sistemazione. Nedelciaro e Graves invece andranno via solo davanti a un'offerta congrua. Catania al via la campagna abbonamenti, diritto di prelazione per gli abbonati della stagione precedente. Nel frattempo la squadra continua a sudare e a lavorare in quel di Assisi. Toscano alla sua squadra chiede coraggio e sacrificio. Il vicepresidente Grella è intanto stato nominato consigliere del direttivo della Lega Pro. Mercato, tutto è stand-by in entrata. Sul fronte cessioni, Welbeck potrebbe andare al Taranto o al Monopoli. Messina che chiude per 2 giovani centrocampisti, Pedicillo dallo Spezia e Anselmo dalla Vibonese. Ufficiale anche Ortisi. Trapani dopo Marino e Bifulco, preso anche il giovane attaccante Moie. A Quadro invece passa al Siracusa. Fermiamo qui, l'appuntamento è come al solito per le 20, grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.